Il 1° febbraio riaprono le scuole superiori del Veneto, chiuse con un'ordinanza regionale del 4 gennaio. Se non cambia lo scenario epidemiologico, le presenze in aula passeranno in poco meno di un mese dal 50 al 75%, ma è presto per qualsiasi previsione. Il rientro alle superiori coinvolge 213.000 studenti veneti e 17.000 tra docenti e personale scolastico. Tema trasporti. Il piano regionale è stato stilato con la collaborazione delle prefetture e degli uffici scolastici per garantire spostamenti in sicurezza. La capienza dei mezzi di trasporto pubblici rimarrà al 50% fino alla fine dell'anno scolastico. I mezzi in tutto in Veneto saranno sostanzialmente 683 mezzi aggiuntivi. Per regolare l'accesso degli studenti ai mezzi di trasporto, il personale a terra sarà aumentato di 224 addetti. A Verona si sono trovati nelle condizioni di ipotizzare la doppia entrata alle 8 e alle 9:30 per sostanzialmente spezzare questi serpentoni di autobus. Dopo ci possono essere delle città che reggono, ok, delle città che non reggono. E proprio durante la presentazione delle modalità del rientro a scuola, al TAR del Veneto veniva rinviata per rinuncia dei ricorrenti l'udienza per la sospensiva dell'ordinanza con cui la Regione dispose la didattica a distanza al 100% per le superiori fino al 31 gennaio. C'è stata la verità da parte dei ricorrenti, non c'è nessuna sospensiva e si va a sentenza il 24 marzo.